Buongiorno, grazie dell'invito. Innanzitutto auguri. Auguri di buon anno, di buon Natale. Speriamo sicuramente che il 2022 sia un anno migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nel 2021 per le problematiche di carattere sicuramente sanitario. Per quanto riguarda invece l'ente di cui parliamo oggi, quindi l'ente parco che amministro, spero vivamente che sia l'anno in cui siamo riusciti a costruire quelli che sono i passi, i tasselli necessari per dare un rilancio a un territorio che ne ha bisogno. Non che il territorio fosse in difficoltà e tutto il resto. È un territorio che però ha bisogno di una programmazione, ha bisogno di un nuovo inizio, quindi candidatura Mabunescu, attività di controllo di quella che è la problematica più grossa che noi abbiamo, che è la fauna selvatica, incentivazione di quelle che sono le attività di diciamo così, correlazione per quanto riguarda la parte turistica e quindi collegamento tra territorio e quindi riserva naturale con quelle che sono le terme, penso siano gli obiettivi più importanti. Mabunescu è una sfida per arrivare dove è già arrivato qualche altro parco del Veneto, una sfida importante. È una sfida importantissima, diciamo così, è una candidatura che porta lustro al territorio e speriamo possa andare a buon fine, come è successo anche per i colleghi del Delta del Po. È un processo lungo di circa 2 anni e mezzo, fortemente voluto dal territorio, fortemente voluto da tutti coloro che ci abitano all'interno del territorio. Una sfida anche questa che però può essere in prospettiva importante. Una prospettiva importante perché la FIS, quindi essere riusciti almeno a far partire quella che è la procedura della candidatura, potrebbe portare con la realizzazione entro i 2 anni e mezzo a tutta una serie di attività di incentivazione di quelle che sono le nostre peculiarità più importanti, quindi sto parlando della parte turistica e poi della parte produttiva, che potrebbe portare veramente molte risorse e molti turisti nel nostro territorio. Noi dalla parte di là, dalla provincia di Rovigo, vi aspettiamo. Noi con la provincia di Rovigo, ho già avuto contatti col mio collega Gasparini, quindi presidente del Delta del Po, abbiamo già iniziato un'attività di sinergia che dovrebbe iniziare nel 2022 proprio per rendere i 2 territori, che sono specularmente molto simili anche se sono peculiarità diverse, riuscire a metterli in rete, perché abbiamo bisogno veramente di fare rete sui 2 territori per incentivare quella che è l'attività turistica. Grazie Presidente, ancora auguri. Grazie, auguri a tutti.